Si è svolta a Canicattì, in provincia di Agrigento, nella suggestiva cornice del Teatro Sociale, l'ottava edizione del Premio Nazionale AIA FIGC, dedicata al giudice Beato Rosario Livatino, promosso dalla sezione AIA di Agrigento, un appuntamento ormai consolidato che celebra ogni anno la memoria del giudice martire e i valori di giustizia, legalità e rettitudine attraverso la figura dell'arbitro. Il premio 2025 è stato assegnato al giovane arbitro di Serie A Luca Zufferli della sezione di Udine, scelto dal Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri. La cerimonia si è tenuta lo scorso 30 maggio nel pomeriggio, condotta dall'eleganza del giornalista Roberto Gueli, con direttore di Rai Sport, dalla giornalista sportiva Maria Teresa Corso, presenti numerose attività civili, militari e federali, tra cui il prefetto di Agrigento, i magistrati Bruno Brucoli, Massimiliano Siddi, procuratore generale Carlo Caponcello, il presidente nazionale Antonio Zappi, che ha consegnato personalmente il riconoscimento il presidente di Ita Airways Sandro Parpalardo. Tra gli ospiti anche il presidente regionale AIA Michele Giordano, i dirigenti siciliani e nazionali, i presidenti delle sezioni provenienti da tutta Italia, insieme a numerosi sindaci e amministratori, tra cui quello di Agrigento e Pizzo Calabro. Particolarmente toccante è stato l'intervento dell'onorevole Ferrara, che ha annunciato l'approvazione di una legge regionale contro la violenza sugli arbitri. Il presidente Zappi ha ricordato la figura del giudice Rosario Livatino, sottolineando l'importanza dei valori che ispirano l'attività arbitrale. Il giorno dopo una delegazione dell'Associazione Italiana Arbitri si è recata presso la stelle del luogo dell'assassinio del giudice in Gondata Casena per un momento di raccoglimento e deposizione dei fiori. La 2 giorni ha rappresentato anche un'importante occasione di incontro tra giovani arbitri, dirigenti e ospiti nel segno dell'associazionismo e l'impegno sociale e civile. L'evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, dall'Assemblea regionale siciliana, dall'assessorato sport e turismo della regione siciliana, dall'ente nazionale per il turismo ENIT.